E allora, amici e amiche appassionati di grande futsal e tifosi e tifose di Leoni e Leonesse, buongiorno, buongiorno e benvenuti al Pala Cosenza di Cosenza. Per l'appunto siamo qui nella casa del Pirossigeno Cosenza per l'esordio di questo torneo delle regioni in cui si affronteranno Toscana e Veneto per l'appunto in questo esordio per le categorie under 15. Okay. C'è stato un piccolo inconveniente tecnico che è stato subito risolto e dunque torniamo a commentare chiedendo scusa ovviamente per il disguido a tutti i nostri amici appassionati a casa. Siamo davvero pronti per il calcio d'inizio, per premere il tasto start in questo torneo delle regioni. È la 60ª edizione della Kermesse per regioni italiane, appunto, per questo torneo che ormai è entrato nel cuore dei fans del futsal italiano. Tanti tifosi provenienti da Venezia e dintorni, ve li mostriamo presumibilmente tra pochi istanti anche nelle immagini, ma ora è il momento dell'inquadratura per le foto di rito di questi giovani ragazzi. Il Veneto che scenderà in campo in maglia granata, in bianco invece la Toscana capitanata da Sebastian Maraie, classe 2009. Il capitano del Veneto è invece Alessandro Chong, anch'egli classe 2009 con la maglia numero 10. Insomma, il fantasista principale del Veneto trascinerà le sorti della formazione di Alessandro Marini in questa partita d'esordio. Andiamo a dare un'occhiata agli starting five delle due formazioni, con Cimolini in porta per il Veneto, che ovviamente seguiremo con grande attenzione. Il quintetto si completa con Giulio Bettiolo, classe 2009 con la maglia numero 8 sull'out di sinistra, Rocco Manente invece in posizione di centrale, il prima citato Alessandro Chong con la maglia numero 10, e a completare il quintetto di movimento come pivot ovviamente c'è Antonio Lenzi, anch'egli classe 2009. Tanti giovani talenti pronti a mettersi in mostra in questo torneo davvero importantissimo. Ricordiamo che la vincente di questa sfida andrà poi ad affrontare la terza squadra del raggruppamento dopodomani, mentre invece la perdente scenderà in campo già nella mattinata di domani. Tasto start premuto pochi istanti fa e dunque iniziata la partita di Cosenza. Il pallone ora manovrato nella zona di Chong, che con la suola lascia il compagno più vicino. Ora palla in profondità e subito giocata all'indietro su Rocco Manente, uno dei giocatori prima menzionati. Tiro cross nel frattempo da parte di Capitan Chong, deviazione da parte di Mengoni in calcio d'angolo. Primo corner a favore del Veneto, che parte subito forte, prova a premere il piede sull'acceleratore sin dalle prime battute di gioco e passa a comandare con Rocco Manente, che si era ben distinto in questi primi istanti di gioco con varie sponde davvero interessanti. Qui riesce con un gran destro dal limite dell'area a trafiggere l'estremo difensore toscano, e dunque passiamo a comandare dopo davvero pochi istanti di gioco, 30 o poco più. Leone Mengoni appoggia corto su Bonaretti, manovra la Toscana nella metà campo più arretrata. Ora il pallone giocato in profondità proprio su Bonaretti, rimessa laterale per la Toscana, colpita a freddo e subito costretta alla rimonta, subito chiamata alla reazione la formazione guidata da Francesco Paolo Accardi. Ciccarelli, palla in profondità per Bonaretti, non fa filtrare il pallone il Veneto, concedendo un nuovo out. Qui
rischia di perdere il pallone la Toscana e alla fine il Veneto gliela borseggia andando poi al tiro con Chong scatenato. Ottima la respinta dell'estremo difensore toscano. Bettiolo, Chong sull'out di destra, si torna a sinistra, Manente si accentra, doppietta per Rocco Manente che manda davvero a soqquadro il centrocampo e la retroguardia toscana. Gol del 2-0 al secondo minuto di gioco. Uno scatenato Rocco Manente con la maglia numero 4 in grado di mettersi in mostra a dir poco, insomma quasi per usare un sottile eufemismo. Siamo già sul 2-0, partenza sprint degli uomini di Marini, la partenza dei sogni per certi versi. Ciccarelli, ancora il recupero di palla, Chong batte Edoardo Totti per la rete delle 3-0, palla sotto la traversa come in occasione della prima rete. Questa volta il protagonista non è Rocco Manente ma è Capitan Chong che con precisione davvero millimetrica e la giusta dose di potenza ha messo a segno la rete delle 3-0. Ciccarelli, proprio il numero 3 della Toscana, tra come i gol di svantaggio della formazione di Accardi che ora è costretta davvero ad una reazione il prima possibile. Fallo laterale conquistato dalla rappresentativa del centro Italia che andrà a battere ora lo stesso Ciccarelli. Ora Maraia può impostare il capitano ma sbaglia, si frappone sulla traiettoria del pallone Giulio Bettiolo che va ora all'impostazione cercando e trovando il doppiettista di giornata Rocco Manente. Ora Mattiolo, conclusione deviata sul fondo, sarà dunque calcio d'angolo per la rappresentativa. Una partenza davvero sprint della formazione in maglia granata. Ora la conclusione tentata da Chong, ambisce anche lui alla doppietta, poi prova il tiro Bettiolo, successivamente deviazione in fallo laterale. Sentite rumoreggiare il tifo davvero caloroso proveniente dal Veneto. Ora conclusione ancora da parte di Manente, ambizioni di tripletta per il numero 4 che vanno però a svanire sul doppio muro dei giocatori toscani. Ciccarelli, ora Capitan Maraia all'impostazione, sbaglia, si vede pressato in maniera feroce, in questo caso da Topan, poi alla fine Manente riesce nell'interdizione decisiva, fallo laterale comunque per la Toscana, esce Cimolin e fa sua la sfera. Primo fallo peraltro commesso dalla rappresentativa toscana, carica ai danni di Damiano Cipolin. Dunque 3-0, ricapitolando il conto dei marcatori, doppietta di Rocco Manente e sigillo di Antonio Lenzi per il momentaneo 3-0. Bernardi, appena entrato in campo, sbaglia la misura del passaggio cercando Capitan Chong, rimessa laterale già battuta dalla Toscana, palla subito smarrita, serie di batti e ribatti da cui alla fine ne esce vincitrice la rappresentativa del centro Italia, andando a conquistare un prezioso calcio di punizione, un fallo a testa commesso dalle due formazioni in questo avvio di gara. In quel calcio di punizione si porta l'intero quartetto di movimento dalle parti del pallone, ci sono varie soluzioni, dei mancini, dei destri, alla fine si allontanano Maraia e Ciccarelli, restano a contatto col pallone Malatesti e per l'appunto Ciccarelli che alla fine va alla battuta, anzi pardon, si trattava di Diego Bonaretti con la maglia numero 9. Palla in profondità, il tentativo di scavetto da parte di Topan che arriva a contatto con la porta di Totti ma non la viola, mandando il pallone direttamente sopra la traversa. Da apprezzare comunque il tentativo del numero 5 Veneto che
frattempo c'è un retropassaggio irregolare da parte della formazione toscana, che chiama in causa per 2 volte nella stessa azione l'estremo difensore Edoardo Totti in maniera ovviamente irregolare. Dunque calcio di punizione indiretto dal limite dell'area, con ampie soluzioni anche in questo caso. Ci sono 3 uomini dalle parti del pallone, Chong e Bernardi per la precisione. Si è distanziato alla fine Giulio Bettiolo, lasciando l'incarico ai compagni. Schema ben riuscito da parte del Veneto, che con un doppio scambio va ancora una volta a segno. Matteo Bernardi, dopo l'1-2 con Capitan Chong, trafigge ancora una volta Edoardo Totti. Il Veneto mette le ali a tutti gli effetti e vola sul 4-0. Quando siamo ancora nel corso del 4º minuto di gioco, pressione veemente, feroce da parte degli uomini di Marini, che bene hanno approcciato a questo match. Scadono i 4 secondi in questo caso per la battuta del fallo laterale e c'è time out richiesto in questo caso dalla rappresentativa toscana, presumiamo. 4-0 per il Veneto. Ricapitolando i marcatori, la doppietta di Manente, i sigilli di Antonio Lenzi e Matteo Bernardi stanno sin qui decidendo le sorti dell'incontro. C'è ancora tanto da giocare ovviamente qui al Pala Cosenzia, ma la montagna da scalare per la formazione toscana è paragonabile all'Everest, almeno per quel che si è visto sino a questo momento. Mai dire mai, specie nel mondo del futsal, ma ovviamente presagire ad una rimonta della formazione di Accardi ora pare assai complicato. Salutiamo Massimo Martinaggia nel frattempo che ci segue in diretta, oltre ovviamente a Kevin Borasco che commenta con un emblematico Forza Veneto. Salutiamo ovviamente tutti quelli che ci seguono in diretta. Siamo per la precisione 168, dunque numerosissimi, nonostante sia mattina presto, nonostante appunto sia un orario più congeniale ad una sana penichella, per così dire. Approfittiamo dell'occasione tra l'altro per augurare buona festa della liberazione a tutti voi che ci seguite ed in generale agli appassionati di futsal e non solo. Buon 25 aprile a tutti, che questo possa essere un giorno di serenità per tutti voi che ci seguite. Fallo laterale ancora conquistato dal Veneto, mentre la mia voce, come sentite, lascia un po' a desiderare. Purtroppo l'influenza stagionale in tal senso si fa sentire. Conclusione tentata ora da Bernardi direttamente sul corpo di un avversario. Ricordiamo a tutti gli appassionati che ci seguono da casa di commentare il più possibile, perché vi renderemo protagonisti di questa diretta andando a leggere ogni vostro commento, che ovviamente rispetti tutti quanti. Possesso palla per il Veneto. Bernardi ancora nella zona di Antonio Lenzi, marcatore di giornata, detta il triangolo al proprio compagno Francesco Dal Pezzo, vice capitano di questa formazione. Ancora Bernardi, 1 contro 1 con Capitan Maraia, arriva quasi sul fondo ma non sfonda come avrebbe voluto, come da intenti. Fallo di fondo per la Toscana, per Edoardo Totti, già battuto. Maraia prova a divincolarsi, in questo caso Malatesti ci riesce solo parzialmente, andando alla conquista di un nuovo fallo laterale. Anzi, pardon, la sfera è a disposizione del Veneto, ci correggiamo. Dal Pezzo, Lenzi all'indietro su Bernardi, ancora Dal Pezzo, si muove bene la rappresentativa veneta dal centro del campo alle laterali, insomma
fluidificando il più possibile la propria manovra di gioco. Bernardi, D'Alessandro, prova di sfondamento il numero 3, alla fine il pallone arriva in qualche modo sull'out di sinistra, dove c'è Bernardi, chiaramente Lenzi, che ha tentato il tiro cross da posizione piuttosto complicata. Dal pezzo va all'1 contro 1 con Diego Salvini, converge il numero 6, la palla arriva in qualche modo a Tommaso D'Alessandro, che si unisce alla festa del Veneto. 5-0 quando siamo nel corso del 6° minuto di gioco. Davvero solo applausi per questa formazione che ben si sta disimpegnando sul parquet del Pala Cosenzia o Pala Ferraro, che dir si voglia. Ora possibilità per la Toscana, che arriva a tu per tu con il portiere avversario, con Bonaretti, serie di rimpalli, sfera ancora a disposizione della squadra in maglia bianca. Il Veneto ne esce anche in questo caso. Ora però c'è un 2 contro 1 da fronteggiare e ancora una volta Manente, utile in entrambe le metà campo. Dopo la doppietta riesce a distinguersi anche per le doti in fase di non possesso. Fallo laterale per il Veneto, che andrà a battere D'Alessandro. Tiro cross raso terra da parte di Manente, reclama per una deviazione che comunque non c'è, dunque è fallo di fondo per Edoardo Totti. Perdonate se sentirete qualche colpo di tosse, ma come detto l'influenza stagionale mi ha afflitto prepotentemente in queste ultime settimane, ma per ammirare la bellezza del gioco di questi ragazzi basta comunque davvero poco, non serve per forza la nostra voce, per così dire. Al di là delle battute, ancora possesso per il Veneto con Manente. Ora D'Alessandro di sfondamento, forse la tocca Lenzi, forse è gol di D'Alessandro, non lo sapremo con estrema sicurezza. Esulta comunque il numero 3, probabilmente la palla aveva già varcato la linea. Ci sentiamo di attribuire il gol al numero 3, che fa dunque doppietta in questo match. 6-0 per il Veneto, fine primo set, quando non siamo neppure al 6° di gioco, anzi perdono, quando ci siamo addentrati nel 7° minuto di gioco. Piccolo lapsus, ovviamente chiediamo perdono. Ancora possesso per il Veneto, mentre stiamo cercando di riammirare il replay ci sentiamo di confermare i nostri sentimenti. Lancio in profondità per D'Alessandro, spalle alla porta, riesce nella sponda. Ora Gabriele Henriette, ultimo dei subentrati, classe 2009, lui proveniente dal Antenore Sport Padova, formazione sempre molto attenta ai giovani talenti. Rimessa laterale per la Toscana dopo il disimpegno del Veneto, quando mancano 8 minuti e 15 secondi al termine del primo tempo. Palla all'indietro sul Capitan Maraia, conclusione tentata da Diego Salvini sugli scudi. Pietro Fiorone si distende e con entrambe le mani sventa la minaccia, smanacciando questa sfera il più distante possibile. Rimessa laterale per la rappresentativa veneta, che anche in questo caso ben si disimpegna dalla fase di non possesso e soprattutto dal disimpegno dai bassi fondi, dalle retrovie. Qui Fiorone recupera il pallone in maniera assai agevole. Manente prova ad avanzare sull'out di destra, costretto a ricominciare da Gabriele Henriette. Ora Leonardo Vigolo non riesce a sfondare, gli dà una mano a Henriette, che sporca la traiettoria del pallone al vicino Diego Salvini. È comunque rimessa per la Toscana. Maraia
Salvini, lo scavetto per dettare il triangolo al capitano, si frappone nell'azione un giocatore del Veneto che alla fine mette tutti d'accordo, o meglio qui è decisiva una mancata precisione da parte di un giocatore toscano. Lancio in profondità un po' alla cieca e dunque raccolto dall'attento Edoardo Totti. Maraia, Salvini recupera il pallone, in questo caso Gabriele Henriette che gioca all'indietro, la conclusione da distanza siderale di Rocco Manente, giocatore di proprietà del Bissuola, già doppiettista di giornata. Fallo laterale che andrà a battere Bernardi al centro, deviazione in fallo laterale di Capitan Maraia. 197 spettatori in diretta e direi che già questa prima live che vi proponiamo su Futsal Veneto TV sta rappresentando un successo. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta sulla nostra piattaforma YouTube, sul nostro canale che proporrà il maggior numero possibile di dirette delle rappresentative venete in questo torneo delle regioni in Calabria, auspicando tra l'altro di poter presenziare anche a Reggio Calabria nella seconda fase del torneo, e per come si sta mettendo questa partita è una possibilità tutt'altro che remota. Lancio in profondità da parte di Pietro Fiorone, deviazione di testa in fallo laterale. Alla battuta Henriette, Chong si divincola, il campo finisce e dunque è rimessa laterale per la Toscana. Se ne incarica Diego Salvini che riceve ora il pallone da Totti. Ancora 6 minuti e 12. La palla sfila direttamente nella zona di Fiorone, lui portiere della Fenice Venezia Mestre. A proposito di squadre sempre molto attente e sempre sul pezzo, per così dire, per quanto riguarda i giovani, ancora Fiorone ad esaltarsi con un tuffo quasi da portiere di calcio a 11, un po' anche per i fotografi ma soprattutto per la protezione della sua porta, riesce egregiamente nel proprio incarico. Fallo di fondo ancora per la Toscana, Totti sul pallone, cede a Salvini, da questi in profondità a Francesconi, Lorenzo Francesconi classe 2009. Qui si divincola e calcia Sammy Topan, trova la deviazione di Edoardo Totti. Davvero una grande iniziativa del numero 5, anch'egli proveniente dal vivaio del Bissuola. La conclusione da parte di Matteo Bernardi, che sia da dentro l'area che sia dalla distanza per lui non cambia nulla. Sono 7 per il Veneto, il 7 bello Granata si abbatte sulla Toscana, a testimonianza di tutta la meraviglia che contraddistingue questa formazione, almeno quest'oggi. Una performance con la P maiuscola sino a questo momento della formazione di Alessandro Marini. Possesso palla per la Toscana. Ciccarelli prende in controtempo, in questo caso Malatesti, e dunque è nuova rimessa laterale per il Veneto. Bernardi, pallone ancora al centro dell'area con deviazione da parte di Sammy Topan, palla ancora sul fondo. Ovviamente la Toscana deve ricorrere alle contromisure il prima possibile per arginare la strapotenza avversaria. Sin qui non ci sta riuscendo, comunque da elogiare l'impegno anche di questi ragazzi malgrado il risultato che sta maturando in campo. Bernardi in profondità, non riesce l'aggancio a Topan e dunque il fallo di fondo è per Edoardo Totti. La sponda di Mengoni all'indietro, ora la palla per Malatesti, lancio in diagonale a tagliare il campo
cercando sull'out di destra Mario Gabriel Ciccarelli, classe 2009, con la maglia numero 3. Rimessa laterale per la Toscana. Donatini, Ciccarelli, possibilità di fraseggio a ridosso della metà campo per la Toscana, che viene subito interdetta perché il fallo laterale ce l'ha il Veneto con Chong che va in profondità. Ancora il capitano, arriva tu per tu con Totti, lo salta, se lo beve come fosse un bicchiere d'acqua e viola la porta sguarnita. Esultanza alla James Harden per il numero 10 Alessandro Chong, che fa 8-0 e si iscrive anche lui al referto. Donatini, manca l'aggancio, in questo caso Leone Mengoni. 197 connessioni in diretta. Chiamate 3 vostri amici che facciamo 200, facciamo cifra tonda. Sarebbe davvero un ottimo traguardo. E al di là di questa battuta ringraziamo ancora una volta calorosamente tutti voi che fate parte della ciurma anche a 1000 chilometri di distanza da dove ci troviamo noi. Bernardi, finta ai danni di Mengoni, va all'impostazione. Chong sull'out di destra cerca e trova Gabriele Henriette, al quale non riesce la sponda, complice l'interdizione di un avversario. Manca l'aggancio Topan, prova a rimediare e ci riesce Matteo Bernardi egregiamente. Alla fine mette tutti d'accordo Carlo Donatini in fallo laterale. 3 minuti e 23 ancora da spendere. Toscana 0, Veneto 8 in questo esordio del torneo delle regioni. Doppietta di Tommaso D'Alessandro, doppietta di Rocco Manente e di Matteo Bernardi, sigilli di Chong e Lenzi. Per questo 8 volante che si è abbattuto sino a questo momento sulla Toscana. Qui c'è una nuova possibilità per il Veneto con un calcio di punizione, il secondo fallo che commette la Toscana sino a questo momento. Un uomo sul punto di battuta che si nasconde dietro le balaustre del Pala Cosenza e dunque non abbiamo l'estrema esattezza di chi si tratti. Si tratta ovviamente di Capitan Chong, ma l'incarico alla fine è di Bernardi che va alla battuta in mezzo, nulla da fare, fallo laterale da posizione più arretrata del campo, che andrà a battere ora Gabriele Henriette. Manente sbatte su Leone Mengoni, vice capitano della formazione toscana, e dunque altro out per il Veneto che si mantiene in possesso di palla. Un Veneto davvero on fire sino a questo momento in entrambe le fasi di gioco, sia col pallone tra i piedi che in fase di non possesso. Qui riesce un gran numero a Gabriele Henriette che poi indietreggia nella zona di Manente. Ancora il numero 2 del Veneto che scarica sul doppiettista di giornata e forse su quello che possiamo definire sin qui l'MVP di questa squadra. Mengoni fatica sul pressing di Chong che poi scarica questo destro non troppo distante dal palo della porta difesa da Totti. Ancora un recupero di palla e traversa colpita da Gabriele Henriette che in 2 battute non riesce a fare 9-0.
Ancora però possibilità per il Veneto, che alla fine la nona rete la realizza con il proprio numero 7, un classe 2009, Leonardo Vigolo. 9-0 per la formazione di Alessandro Marini, va a segno dunque anche il giocatore del Futsal Cornedo. Nel frattempo abbiamo superato la doppia centinaia di spettatori, siamo ora a quota 206, davvero una presenza imponente di pubblico sulla nostra pagina, sul nostro canale, YouTube Futsal Veneto TV, che come detto in precedenza trasmetterà il maggior numero possibile di dirette di partite appunto di questa kermesse per regioni, auspicando di poter portare il maggior numero possibile di compagini alla seconda fase che si disputerà a Reggio Calabria, dopo questa fase a gironi che invece, ricordiamo per chi non lo sapesse, si sta spendendo in provincia di Cosenza. Siamo attualmente nella casa del Pirossigeno Cosenza, squadra, lo ricordiamo, facente parte della Serie A1 di futsal, dunque un tempio di tutto rispetto per il calcio a 5 italiano. Lancia in diagonale qui a cercare Chong da parte di Francesco Dal Pezzo, che si conferma sempre sul pezzo per un buffo gioco di parole con il proprio cognome. Altro time out, in questo caso richiesto dalla rappresentativa guidata da Marini. Resta ancora 1 minuto e 12. (9-0), non ci resta che ricordarvi ancora una volta i marcatori di giornata: doppietta di Tommaso D'Alessandro, doppietta di Rocco Manente e di Matteo Bernardi, sigilli messi a segno da Alessandro Chong, capitano della formazione veneta, da Antonio Lenzi e da Leonardo Vigolo. Quest'ultimo a segno proprio per la 9ª volta pochi istanti fa. Time out con cui le due formazioni ambiscono ovviamente a mettere a posto le idee e recuperare il maggior numero di energie possibili. Interruzione di gioco che scade proprio in questo momento e dunque si tornerà in campo tra pochi istanti. Indicazioni in particolare di Fiorone ai suoi compagni di movimento. Mister Francesco Paolo Accardi parla invece con il proprio estremo difensore. C'è fallo laterale da ottima posizione per il Veneto. Andrà a battere Sebastian Maraia. Franca Lanci all'indietro su Donatini. Recupera la sfera il Veneto. Ancora Leoni in possesso. D'Alessandro all'indietro su Dal Pezzo. Non riesce a far filtrare il pallone Rocco Manente, ma la sfera è comunque d'appannaggio dei Leoni. Dal Pezzo. D'Alessandro. Ancora possesso palla da parte della Toscana, subito interdetto. D'Alessandro taglia il campo orizzontalmente e dunque c'è ancora fallo laterale. C'è stata una nuova deviazione, conclusione direttamente dalla linea dell'out tentata da Rocco Manente. Il giocatore del Bissuola si conferma scatenato in questa prima frazione di gioco, va ancora una volta alla conclusione, questa volta raso terra. Sulla traiettoria si frappone Carlo Donatini, ma un Veneto in formato tsunami, in formato uragano, davvero incontenibile per la povera Toscana, a cui comunque vanno fatti i complimenti per l'impegno profuso in campo con le proprie armi, con quello che hanno a disposizione questi ragazzi. Stanno comunque dando il meglio di sé. Possesso per i Leoni dal fondo del campo o pressappoco.
ancora da Alessandro sull'out di sinistra, ma termina in questo momento la prima frazione di gioco. 9-0 per il Veneto, punteggio davvero inequivocabile. Ricordiamo ancora una volta i marcatori: doppietta di D'Alessandro, di Bernardi e di Rocco Manente, sigilli da parte di Alessandro Ciong, Antonio Lenzi e Leonardo Vigolo. Piccola pausa, ci rivediamo tra poco.
E siamo nuovamente ricollegati qui dalla Pala Cosenzia di Cosenza per assistere tutti insieme al secondo tempo di questo match tra Toscana e Veneto, match che i Leoni stanno conducendo per 9-0 per la gioia trepidante che sentite qui alla mia destra dei tanti tifosi accorsi da Venezia e dintorni, tifosi che sono giunti qui con bandiere, tamburi, strumenti di ogni tipo per sostenere i propri ragazzi. Vi dobbiamo nel frattempo i risultati che stanno maturando nelle altre gare del torneo Under 15 di questa kermesse, appunto. Gli altri risultati della categoria Under 15 vedono la vittoria della Campania per 4-2 sulla Basilicata, delle Marche per 4-1 sull'Umbria nel girone A. Ovviamente c'è il 9-0 del Veneto che stiamo commentando nel girone B, match che in questo momento vedrebbe il Veneto qualificato, tra virgolette, per la terza gara del girone che si disputerà dopodomani, il 27 aprile alle 9:30 contro il Lazio, che invece scenderà in campo con ogni probabilità domani contro la Toscana. Nel frattempo occasione qui per Maraia che arriva a tu per tu con Fiorone, il quale è abilissimo ad uscire con i tempi giusti. Bernardi, 1 contro 1 possibile con Mengoni, entrata in campo con un piglio diverso la Toscana. Possesso palla per la Toscana con Giulio Francalanci, all'indietro il pallone giocato da Maraia. La Toscana prova se non altro a fare la partita con i mezzi a propria disposizione. Francalanci, ancora Maraia, 1-2 tra il 4 e il 6, cercato nuovamente Francalanci sull'out di destra, ma decisivo il muro di un giocatore del Veneto, che va ora all'impostazione con Chong, arriva tu per tu con l'estremo avversario Henriette che tenta lo scavetto con buona intelligenza, se vogliamo, provando a sfruttare per l'appunto la posizione avanzata di Edoardo Totti. Finendo il recap sugli altri risultati, anzi lo finiamo dopo perché c'è un altro gol da commentare, lo segna Alessandro Jong, è la propria doppietta, si aggiunge anche lui al conto dei gol, risultanza già vista in questa partita con il proprio compagno. Doppietta anche per Alessandro Chong, sono 10 per il Veneto che va in doppia cifra. Finendo il recap dei risultati che vi dovevamo in precedenza, la Sardegna sta battendo per 2-1 la Liguria, il Molise sta avendo la meglio della Sicilia per 1-0 e per concludere l'Abruzzo sta pareggiando per 1-1 con l'Emilia Romagna e la Puglia sin qui sta battendo la Lombardia per 3-2. Non ci sono altri risultati da segnalarvi, ovviamente vi forniremo tutti gli aggiornamenti del caso non appena ci saranno. Possibilità ora di fraseggiare per il Veneto con Bernardi, lancio in verticale un po' alla cieca raccolto da Totti. Salutiamo tutti quelli che ci seguono in diretta, salutiamo in particolare il grande Enrico Guidotti che ringrazia ed elogia tutta la troupe, compreso il sempre ottimo, intanto conclusione da parte di Henriette, compreso il sempre ottimo Andrea Di Giambattista qui al mio fianco per il suo sempre egregio lavoro alla produzione, alle riprese, alla regia. Rimessa laterale per il Veneto. Bernardi, ancora i Leoni a fraseggiare con Alessandro Chong che mette in mezzo, doppio tentativo, doppia sporcatura e mette tutti d'accordo Edoardo Totti. Lancia in profondità ora da parte dell'estremo difensore, Mengoni non riesce a sfondare, possesso per Chong, lancia in verticale rasoterra e conclusione vincente di Giulio Bettiolo, mancava solo lui alla festa dei Leoni.
si iscrive al referto il numero 8 che mette a segno dunque l'11ª rete per la rappresentativa in maglia granata, che dunque può festeggiare, lo possiamo dire a gran voce, il primo successo in questo torneo delle regioni con 11 reti di vantaggio, seppur manchino ancora 11 minuti e 56, un'eternità. La Toscana comunque prova a fare il proprio gioco, entrata in campo se non altro con maggior cattiveria nel secondo tempo, l'abbiamo ben notato. Nel frattempo Bernardi manda a vuoto un avversario e poi ancora Chong assatanato, ha tentato la conclusione in porta. Abbiamo un altro po' di saluti da dedicare a chi ci segue da casa, a Mauro Franceschini, a Isabel Mori, Federica Dal Pezzo, Giuditta Versace, Fabio Schizzarotto. Davvero un grazie a tutti quelli che ci seguono in diretta, per la precisione 194 attualmente. Ancora Chong a destreggiarsi per vie centrali e miracolo da parte di Totti che si distende alla sua destra, smanaccia il pallone senza neppure bisogno di tuffarsi. Ora Bernardi, ancora Totti sugli scudi, a dir di no sollevando le mani. Chong, 1 contro 1 possibile con Franca Lanci, si va sull'out di sinistra, si cambia lato, si trova ovviamente Bernardi che va alla conclusione. Ambizioni di tripletta per il giocatore della Fenice Venezia Mestre, che ricordiamo l'anno prossimo si fonderà con il Città di Mestre, notizia di qualche giorno fa, notizia che ovviamente ha scosso un po' l'intero mondo del futsal veneto e non solo. Sarà comunque una novità tutta da scoprire a partire dalla prossima stagione. Ora Maraia per vie centrali prova a destreggiarsi nel traffico, lo chiude ancora una volta Chong che prova a lanciarsi in campo aperto e batte ancora una volta l'estremo avversario. Sono 3 per il capitano, che ha ancora fiato in gola, ancora delle energie a disposizione per esultare con tutti i suoi compagni. Tripletta di uno scatenato Alessandro Chong e il Bissuola si starà già leccando i baffi per la prestazione del proprio ragazzo, del proprio enfant prodige. Lui nato il 17 marzo 2009, uno dei tanti classe 2009 in campo ovviamente. Nel frattempo bolide da parte di Dal Pezzo che si spegne di poco alto. Dunque 12-0 per il Veneto. Leoni di nome e di fatto i ragazzi guidati da Alessandro Marini, al cospetto di una Toscana a cui vanno comunque fatti i complimenti per quanto stanno facendo in campo, per l'impegno profuso sul parquet del Pala Cosenza o Pala Ferraro che dir si voglia. Manente, ancora il numero 4, detta il tocco di ritorno e il triangolo, in questo caso Francesco Dal Pezzo. Ora possibilità proprio per il numero 6, giocatore del Futsal Cornedo, trova un muro decisivo, mancano 9 minuti e 33 alla conclusione di questo match e successivamente al Pala Ferraro sarà la volta di Toscana e Veneto Under 17, partita che inizierà alle ore 11:30. Possesso palla ancora per il Veneto con Rocco Manente, avanza nel cerchio in centrocampo Dal Pezzo, poi Becchiolo prova a destreggiarsi, troppe le maglie bianche a circondarlo. Manente direttamente da casa sua spara tra i tifosi, complice una deviazione. Un Veneto che sta davvero dominando anche in questo secondo tempo e che ora andrà alla battuta del fallo laterale. Tocco corto da parte di Leonardo Vigolo per Rocco Manente, Futsal Cornedo per Bissuola.
citando ovviamente le squadre di appartenenza dei due giocatori. Si rinnova il copione? No, perché si va all'indietro su Francesco Dal Pezzo, recupera la Toscana, che prova a lanciarsi in attacco, salvo essere poi recuperata. Non riesce a sfondare Vigolo, nonostante ci fosse un compagno pronto ad appoggiarlo nelle vicinanze. Malatesti, Bonaretti, possesso palla per la Toscana, che viene subito interrotto da una doppia chiusura dei giocatori veneti. Arrivano davvero sempre prima loro e miglior notizia per mister Marini non ci potrebbe essere. Nel frattempo tiro raso terra da parte di Manente, che si spegne direttamente sul fondo. Anche da Pressana urlano Forza Veneto. GX, lo squartatore dei giochi, ha lasciato questo commento in diretta. Salutiamo ovviamente anche te, caro amico. Manente avanza a grandi passi e di punta poco prima della tre quarti di campo, smanacciata di Totti. Ancora possibilità per il Veneto, scambio a velocità supersonica, un futsal davvero a 5 stelle proposto dalla formazione di Marini. È Dal Pezzo a segnare la rete del 13-0. Va a segno dunque anche il classe 2009 del Futsal Cornedo. Per la 13ª volta i Leoni azzannano la Toscana. Lancia in profondità, non riesce Bonaretti ad addomesticare. 7:47 ancora da giocare qui al Pala Cosenzia. La sponda con la suola, Totti compie un'autentica prodezza e poi la palla è sul fondo su conclusione da parte di Antonio Lenzi. Ricordiamo a tutti voi di iscrivervi al canale per non perdervi neppure un istante di questo torneo delle regioni, in cui vi proporremo, come detto in precedenza, il maggior numero di dirette possibili del rappresentative di Leoni e Leonesse, e di seguirci anche sulla nostra pagina Instagram per chi ne fosse in possesso, con lo stesso nome ovviamente, Futsal Veneto TV, in cui vi aggiorneremo, pagina in cui vi aggiorneremo appunto su tutti i fatti riguardanti le 4 rappresentative venete impegnate qui in Calabria, in campo e fuori dal campo, con qualche pillola anche proveniente dal ritiro di Rende di Cosenza. Nel frattempo recupera un ottimo pallone Nicolò Papini, il numero 10 della Toscana. Dunque 13-0, ricordiamo ancora una volta i marcatori, anzi no, perché Dal Pezzo non ci concede neppure il tempo per farlo. Altra conclusione del giocatore del Cornedo, Totti allunga la gamba e si salva in calcio d'angolo. 1-2 e ancora Dal Pezzo in possesso. Manente, Lenzi, la sponda con la suola, elegante da parte di Dal Pezzo. Un altro possibile MVP di giornata. Intanto possibilità qui per Antonio Lenzi, che viene ostacolato al momento del tiro. Di MVP ad onor del vero ce ne sono davvero tanti, o almeno possibili tali. Recupera ancora una volta il Veneto con Manente sull'out di sinistra. Abbiamo altri saluti da dedicare, in particolare a Roberto e Federica Dal Pezzo, che esulta per il gol del suo. Intanto ancora una volta Antonio Lenzi sotto porta, non può sbagliare, doppietta anche per lui. Sono 14 per il Veneto, a 6:11 dal fischio finale. Ovviamente i giocatori della Toscana ora iniziano a scoraggiarsi, la situazione in termini di punteggio inizia a farsi pesante per gli uomini, per i ragazzi di Francesco Paolo Accardi. Dicevamo appunto, Federica Dal Pezzo esulta per il gol
del suo Francesco. Intanto possibilità ancora per quanto riguarda i leoni, con Lenzi al tiro, la posizione piuttosto scomoda. Totti allunga la gamba e compie il proprio dovere. Fraseggia ancora la formazione dei leoni, che va al tiro ancora con Dal Pezzo. Gli era riuscito un gran numero, serpentina e colpo di punta da laterale navigato, a testimonianza di tutta la voglia di mettersi in mostra che contraddistingue questi giocatori, questi ragazzi. 212 spettatori in diretta in questo momento. Ricordiamo a chi si fosse unito negli ultimi istanti di live di iscriversi al canale YouTube per non perdersi neppure un istante, neppure una diretta di questo torneo delle regioni, che si annuncia assai avvincente. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, questo è davvero un assaggio di quello che il Veneto può fare di qui al 1° maggio, auspicando ovviamente di poterci arrivare alla data appena citata, alla finalissima di Reggio Calabria. Intanto possibilità per la Toscana con Malatesti, fermato da un ottimo intervento di Fiorone. Si tramuta in Spider-Man l'estremo difensore della Fenice Venezia Mestre, sventa la minaccia. Toscana che un gol lo meriterebbe, c'è da dirlo, ma la retroguardia a tinte granata sin qui non intende scalfirsi neppure per scherzo. Ancora una possibilità per la Toscana, che arriva a contatto con la porta di Fiorone, non violandola. In quel fallo laterale già battuto dai toscani, Malatesti scappa momentaneamente, non definitivamente, perché Lenzi gli soffia il pallone da sotto i piedi. Ancora un out per i leoni. D'Alessandro. Lenzi. Cambia gioco il giocatore del Futsal Cornedo. Gli ritorna il pallone, anzi pardon, si tratta di Dal Pezzo. Ora Topan rientrato in campo, lui già facente parte del roster, delle rotazioni di mister Marini nel primo tempo. Spende ora in campo i primi secondi in questa seconda frazione di gioco. Ancora Lenzi a destreggiarsi nel duello tra numeri 9 con Diego Bonaretti. Dal Pezzo indietreggia, piccoli passi, lancia in profondità, addomesticato parzialmente, provvisoriamente da Lenzi. Ancora però Veneto a fare la voce grossa al centro del campo. Non si concretizza qui la norma del vantaggio, dunque prima infrazione commessa dalla Toscana. Concediamo qualche istante per farvi udire il calore dei tifosi veneti giunti qui a Cosenza, ringraziando anche loro per il contributo che stanno fornendo dagli spalti, davvero quasi commoventi. I tifosi che hanno riempito il Pala Cosenza sin dalla prima giornata, sin dal primo turno di questo torneo delle regioni. Calcio di punizione battuto ora dalla rappresentativa veneta. Serie di batti e ribatti, alla fine la Toscana ne esce col pallone tra i piedi, non definitivamente, portando a casa comunque un out. Papini non trova modo di servire Bonaretti. Time out sul parquet di gioco, time out richiesto credo dalla rappresentativa veneta. Il cronometrista in tal senso non ci dà una mano. Solitamente il cronometrista ha anche il ruolo di indicare quale delle due panchine richiede il time out. Non è questo il caso, ma comunque
presumiamo che si tratti di time out richiesto da Alessandro Marini, che non può essere soddisfatto di quanto i suoi ragazzi hanno prodotto in campo. 14 reti all'esordio in questo torneo delle regioni. Aggiornandovi sugli altri campi, su quanto accade in contemporanea: 6-2 della Campania sulla Basilicata, 8-1 delle Marche sull'Umbria, 2-1 della Sardegna sulla Liguria, 2-0 invece per il Molise ai danni della Sicilia, sempre 1-1 tra Abruzzo e Emilia Romagna, e probabilmente è terminata, almeno per quanto ci fornisce il portale, la sfida tra Puglia e Lombardia sul punteggio di 4-3 per la rappresentativa pugliese. Roberto ci scrive gran tifo, confermando le impressioni che abbiamo noi in diretta. Insomma, si percepisce anche da casa il calore dei tifosi dei Leoni. Notizia migliore non ci potrebbe essere. Topan al possesso di palla, meglio recupera il pallone per poi fraseggiarlo con i compagni, poi Bernardi viene ostacolato. Chiediamo sempre scusa per gli sporadici colpi di tosse che purtroppo mi affliggono, ma l'influenza stagionale, come detto in precedenza, si è fatta sentire e continuerà a farsi sentire, ahimè. Al di là delle battute c'è ancora il Veneto in possesso di palla con Henriette, poi il pallone all'indietro su Topan. Giocano davvero a memoria i ragazzi di Alessandro Marini, ben allenati, ben coordinati, evidentemente alla vigilia di questo torneo per cui è stato necessario ovviamente un lavoro certosino, minuzioso, sin dal mese di novembre, con vari raggruppamenti e tanto lavoro ovviamente in quel di Marghera anche per i dirigenti dell'LND Veneto. Ancora al tiro, in questo caso con Tommaso D'Alessandro, vuole anche lui la tripletta, ovviamente la doppietta l'ha già messa a segno. Ancora conclusione di Tommaso D'Alessandro, l'avevamo appena detto, ambiva la tripletta, la realizza pochi istanti più tardi e dedica la telecamera probabilmente a qualche amico a casa o qualche parente. Sono 15 le reti dei Leoni, tripletta per D'Alessandro, tripletta per Chong, doppietta di Bernardi, doppietta di Lenzi e di Manente, sigilli di Bettiolo, Vigolo dal pezzo per questo 15-0 roboante, inequivocabile, con cui il Veneto presenta il suo biglietto da visita a tutte le rivali di questo torneo delle regioni. Ancora Chong in possesso, possibilità di avanzata per Gabriele Henriette, la palla alla fine sul fondo, lancia in profondità per Bonaretti, tenta di destreggiarsi, fallo laterale ancora per la rappresentativa in maglia bianca, per la Toscana che andrà a battere l'out a ridosso della linea di metà campo. Maraia, palla scaricata su Diego Salvini che si destreggia, serve in profondità Bonaretti, serie di sportellate a cui è costretto il numero 9, poi ancora una volta Malatesti in possesso, serie di batti e ribatti, traffico davvero impazzito al centro del campo, mette tutti d'accordo Marai, andando ora all'impostazione ma si riappropria del possesso Bernardi, lancia in profondità, rasoterra per Chong, recupero di Totti che fa sua la sfera. La palla poi viene scaraventata sulla tribuna del Pala Cosenzia, ancora 49 secondi restano da spendere in questo match.
Nel frattempo Federica Dal Pezzo ci scrive: è ottima la telecronaca, buona guarigione. Grazie mille Federica per l'augurio di pronta guarigione, d'altronde in questi tempi, in queste condizioni ce n'è davvero bisogno. E un ringraziamento ovviamente per tutto il sostegno che ci hai fornito e che hai fornito ai ragazzi in campo in diretta, tu come tutti gli altri, i 210 presenti in live dall'inizio della partita, che hanno assistito a questo 15-0 davvero spettacolare dei Leoni. Bernardi, ancora possibilità per Chong, che viene però rimontato, ma ancora possesso per le maglie granata, lancio in profondità, ambizioso sulla carta, impreciso di fatto, e finisce in questo momento il match del Pala Cosenza, 15-0 per la rappresentativa veneta, per la squadra appunto guidata da Alessandro Marini, che inizia come meglio non potrebbe, parte con il piede giusto, per usare un sottile eufemismo in questo torneo delle regioni. Non ci resta che ricordarvi ancora una volta i marcatori: tripletta di Tommaso D'Alessandro, di Alessandro Chong, doppiette di Matteo Bernardi, di Antonio Lenzi, di Rocco Manente, e sigilli messi a segno da Giulio Bettiolo, da Leonardo Vigolo e Francesco Dal Pezzo. Ammiriamo adesso la festa in campo, così come udiamo quella sugli spalti. Tra pochi istanti sarà il momento delle interviste post gara, andremo a sentire i grandi protagonisti di questo splendido match. Vi ringraziamo ovviamente per la cortese attenzione, salutiamo anche Rosanna Lipani nel frattempo, che ha appena commentato in chat. Il saluto delle squadre ai qui presenti alla Pala Cosenza. Ci prendiamo una piccola pausa, ci risentiamo a brevissimo per le interviste post match.
E allora, amici appassionati di grande futsal, siamo nuovamente qui collegati dopo aver assistito a questo scintillante 15-0 che la rappresentativa Veneta Under 15 ha inflitto alla Toscana. Siamo qui con due dei grandi protagonisti di questa rappresentativa, Lorenzo Barbieri alla mia destra, alla mia sinistra ovviamente, e Marco Di Matteo qui presente alla mia destra. Ragazzi, innanzitutto grazie per essere qui in nostra compagnia. Inizierei subito con Marco, il preparatore dei portieri appunto della formazione Under 15. Abbiamo visto un grande intervento di uno dei tuoi ragazzi, appunto, ovviamente parliamo di Pietro Fiorone, a metà del secondo tempo circa. Insomma, i tuoi ragazzi si stanno disimpegnando bene, si stanno preparando al meglio a questo torneo. Il punteggio ne è una testimonianza. Sì, è un torneo a cui teniamo tantissimo, ci sentiamo onorati e orgogliosi di indossare questa maglia e difendere il nostro vessillo. Anzi, auguri a tutti per la nostra festa, che oggi è San Marco. E la prestazione dei portieri è buona, ma abbiamo lavorato per fare prestazioni chiaramente di alto livello, di più qualità. Oggi bisognava essere attenti perché la differenza reti oggi nel corso del campionato fa la differenza e bisognava essere precisi e attenti. Siamo riusciti, abbiamo rispettato l'avversario, abbiamo giocato con molta umiltà, è un piccolo praticamente puzzle nell'obiettivo grande che abbiamo in mente. Bene, adesso è il turno ovviamente di Lorenzo, il vice allenatore di questa formazione. Abbiamo sentito anche in precedenza il tuo mister che ci ha rilasciato qualche dichiarazione off camera, per così dire. Insomma, un 15-0 roboante, un match che appunto generalmente dice che questo Veneto può far strada. Puoi confermarcelo? No, buongiorno a tutti innanzitutto. Sicuramente sì. Era giusto onorare la partita e l'avversario. Il nostro obiettivo è quello di fare più gol possibile e prenderne sempre di meno, sia per la differenza reti come diceva il mister, sia perché era giusto approcciare la partita nel modo migliore possibile, cominciare questo torneo qui, spaccare il ghiaccio, dare fiducia ai ragazzi e dare un segnale forte che dobbiamo essere protagonisti in questo torneo anche alle altre rappresentative Under 15, quindi dobbiamo dare il giusto messaggio sia al nostro girone ma sia anche come gruppo squadra, cementare la sinergia tra di noi e affrontare questo torneo nel miglior modo possibile. Ora resta da giocare il match con il Lazio che si disputerà per l'appunto dopodomani, il 27 aprile, sempre in questo palazzetto. Un match ovviamente di gran caratura, ovviamente, per cui sarà necessario tanto impegno quanto si è visto quest'oggi. Come si inquadra il prossimo match, Lorenzo? No, sicuramente il Lazio avrà avuto modo di vederci e noi potremo vedere loro domani mattina. In base a quello faremo i nostri accorgimenti, ma comunque siamo consapevoli che gran parte della partita dipenderà da noi, da come approcciamo l'avversario, da come scendiamo in campo, quindi abbiamo fiducia nei ragazzi e approcceremo la partita con la Lazio nel stesso modo di oggi, quindi massima fiducia e sicuramente voglia di fare bene. Bene, questi erano Lorenzo Barbieri e Marco Di Matteo, che ringraziamo ovviamente per essere stati qui in nostra compagnia per il collegamento attuale, appunto per la prima diretta riguardante il match dell'Under 15. È davvero tutto, ringraziamo tutti voi che siete stati in collegamento in diretta e vi diamo appuntamento ai prossimi collegamenti, ai prossimi appuntamenti su Futsal Veneto TV. Un saluto, alla prossima!